Distanziamento come primo punto per poter arginare l'epidemia da Covid-19, tenere le mascherine sempre, utilizzare il lavaggio delle mani in modo frequente. Queste le 3 raccomandazioni che il sindaco di Montevago, nonché presidente della Commissione Sanità alla Regione Siciliana, fa a tutti i cittadini per contrastare il contagio da coronavirus. Buongiorno a tutti i cittadini e cittadine di Montevago. Questa mattina volevo fare un piccolo avviso che diventa un grande momento di sottolineatura, intanto per i comportamenti che dobbiamo tenere sia se siamo fuori sia se siamo dentro casa. Il distanziamento come primo punto per poter arginare l'epidemia da Covid-19, tenere le mascherine sempre, utilizzare il lavaggio delle mani in modo frequente. Questi 3 elementi sono gli elementi che devono diventare, e già lo sono, lo so per tutti voi, ma devono diventare parte del nostro quotidiano agire. Solo in questa maniera possiamo mantenere lontano questo virus e la possibilità di contagi. Ad oggi, per rassicurare tutti, dico che Montevago non ha avuto un caso di Covid-19. Abbiamo avuto dei sospetti che si sono rivelati, grazie al cielo, negativi. La determinazione della negatività, lo ribadisco per tutti, la fa la comunicazione che l'ASP dà al Comune. Non ci sono altre comunicazioni né altri test che possono essere suffragati e supportati se non c'è la comunicazione dell'ASP. Quindi ad oggi a Montevago non abbiamo alcun caso, malgrado purtroppo accanto a noi ci siano dei piccoli focolai. L'altra cosa importante è, e mi corre l'obbligo di ricordarvelo, da lunedì ci sarà una disposizione scritta per quanto riguarda le giornate del 31 ottobre, del 1° e del 2 novembre, le giornate che sono dedicate ai nostri cari defunti. Non chiuderemo nulla. Non ci sarà alcun divieto a recarsi al cimitero. La cosa che vi chiedo però è andare in maniera contingentata. Non possiamo sostare, parlare con gli amici come solitamente accade ed era giusto che accadesse. Quest'anno non lo possiamo fare. La visita al cimitero è consentita per un massimo di mezz'ora. Ci saranno i vigili, ci saranno i rangers e ci saranno dei volontari della Croce Rossa che daranno una mano per regolamentare l'ingresso e il flusso all'interno del cimitero. Vi chiedo però, e sono certa che voi rispetterete le disposizioni, vi chiedo cortesemente di utilizzare tutta la settimana prima della data dell'1 e del 2 per poter andare a far visita ai nostri amati congiunti. Non limitiamoci e non concentriamoci soltanto nella giornata del 2 e dell'1 e del 2, facciamolo anche prima e in quelle giornate andiamo in maniera piuttosto veloce e senza creare assembramenti. Ve lo dico perché se si creeranno degli assembramenti, le disposizioni che raccoglie il sindaco ma che vengono dall'alto sono quelle di fare le multe. Evitiamo questo increscioso passaggio che nessuno vuole assolutamente mettere in atto e mettere in pratica. Detto questo vi ringrazio per l'attenzione, vi comunico che se ci saranno ulteriori aggiornamenti o ci saranno notizie da dare alla città sarò immediatamente pronta per farlo. Ad oggi volevo rassicurarvi e darvi soltanto delle piccole direttive per le giornate del 31 ottobre, 1° e 2 novembre. Grazie a tutti, buona giornata, manteniamo la calma e soprattutto rispettiamo quelle che sono le regole. La mascherina è fondamentale, il lavaggio delle mani, lo ribadisco, e il distanziamento, mantenere a distanza. Grazie a tutti.